Ipotecato il secondo posto, non c'è nessuna intenzione di perdere colpi da parte di Bustarsizio, che senza sorprese conquista 3 punti contro Perugia. Il mercoledì del Pala Yamamai è nuovamente motivo di sorriso fra i tifosi locali, che nonostante un set lasciato per strada possono festeggiare l'ennesimo successo. Perugia prova a mettere in difficoltà le padrone di casa, ma ci riesce solo per metà gara, quando paradossalmente è tardi e servirebbe un colpo di reni improbo per restare in partita. Fianco aperto anche dal turnover di Lavarini, sia chiaro, ma il Grifone dimostra per l'ennesima volta che il buon gioco c'è, anche se non sempre si riesce ad estrapolarlo. I primi 2 set sono qualcosa di simile ad un monologo per le lombarde, che dominano il Taraflex e si portano agevolmente sul 2-0 in circa un'ora di gioco. Complice una partita superba, la seconda di fila, di Aley Washington, capace di far diventare i 13 punti di domenica ben 18 stasera, alla pari di Britt Herbots e Veronica Angeloni, e meno di nessun altro. E sempre mantenendo percentuali al limite del credibile. 12 palloni messi a terra su 15 attacchi, nessun errore, 5 muri e un ace. Numeri di una partita spaziale per il prodotto di Pennsylvania State, che fa la differenza con la sua infallibilità. Senza nulla togliere a Britt Herbots, appunto, quasi una certezza per apporto di punti e ovviamente sottolineando i meriti di una Alessia Orro, sempre più coinvolgente con i centrali. Per 2 parziali, dall'altra parte, sembra non esserci convinzione a sufficienza. Giada Cecchetto salva anche il non salvabile, ma il muro fatica e l'attacco stenta. La situazione migliora con l'ingresso di De Michelis al posto di Reschy. La piemontese spazia meglio e di più della statunitense e le umbre cominciano ad ingranare, specialmente nel terzo set. Angeloni trova il ritmo e la Wild Planet sta per le prime volte avanti nel punteggio e giunge a fine parziale punto a punto. Lavarini concede ampio spazio a Bici, a tratti meglio di una spenta low, e lascia margine a Cumino in regia, facendo esordire anche Francesca Piccinini, anche se la regina è impossibilitata a giocare la prima linea nella sua prima partita in campionato. Ma quando le rossonere riaprono la partita, il tecnico delle farfalle torna alle origini. Quarto set archiviato con margine, seppur con fatica, vista la fiducia ritrovata dalle perugine, e la buona pallavolo espressa dalla truppa di Bovari nel tentativo di strappare almeno un punto. La Bartoccini forte infissi cade, ma lo spunto da cui ripartire. Quel terzo set non irresistibile, ma fatto di grinta, voglia di tenere sul pallone e mani fuori incontenibili. Per la Unity Work ora c'è il passaggio a Caserta, una pratica da sbrigare prima di mettere testa e forze sulla sfida a Kazan in Coppa CEV.